Amici di Sportisiri, buon pomeriggio! Oggi la nona giornata del campionato di Serie C2 ci affida lo scontro tra Palermo Futsal Club e Città di Marsala, una sfida inedita. Due formazioni che dunque si affrontano per la prima volta in assoluto all'interno della propria storia e che oggi ci regaleranno questa importante sfida che potrà dare veramente tante informazioni per la classifica, perché noi come sempre partiamo da questo, in quanto i rossonero si ritrovano al momento con 18 punti in campionato al terzo posto, soltanto 3 di distanza dal primo, che è presieduto dal duo formato da Altofonte e il Città di Bisacquino. D'altra parte invece Marsala forse non sta agendo molto bene anche in relazione un po' alla passata stagione, dominata, e stanno sempre tra le prime 4 del girone insieme a Pioppo, Figarazzi e Merlo. Ma stanno un po' di fatica perché sono arrivati soltanto 10 punti e 10° posto. Tra i dati più interessanti bisogna subito partire dal dato difensivo della squadra ospite, in quanto con 48 gol subiti risulta essere la peggiore difesa, insomma non un dato esaltante. All'altro invece il rossonero sono riusciti a segnare 43 gol e ne hanno subiti invece 31, dunque 12 in meno. Questi un po' i dati. Concludiamo per essere anche più completi possibili con i gol del Città di Marsala, che sono invece 37. Insomma, questi sono un po' alcuni dati della partita, però poi bisogna soprattutto e solamente, mi verrebbe da dire, ascoltare, guardare, attendere il verdetto del campo, perché solo questo potrà darci finalmente l'esito di questa sfida. Nel frattempo oggi fischietto importante per la categoria, c'è Alessia Castello, un arbitro con tantissima esperienza tra Serie B, C1 soprattutto. Oggi è un fischietto molto importante per questa sfida, che si prospetterà sicuramente molto avvincente. Nel frattempo conosciamo i due capitani. Da un lato abbiamo Scarpitta, anche lui di nome Vito, un po' come il capitano rosanero Vito La Fiora, numero 1, numero 10. Questi sono i loro nomi di battesimo, insomma. E sicuramente da questo punto di vista già è un'analogia. Vediamo poi le differenze, perché sicuramente uno gioca in attacco, l'altro invece, come ben visibile, in porta. Adesso il batticinque con tutti i componenti delle due formazioni. Vediamo infatti il ritorno in campo anche di Sujon, assente nelle ultime settimane. Chiude la fila invece il solito Antonio Pisani. Anche nell'ultimo match aveva chiuso la fila. Vediamo se è forse un suo modo, forse scaramanzia, chissà. Nel tempo anche la squadra ospite qui sotto la nostra postazione con Mister Gentile, che è tornato col suo meraviglioso cappellino che lo scorso anno tante volte abbiamo commentato. Vi mostriamo questa immagine meravigliosa, vediamo chi sarà il quintetto iniziale. Sicuramente tra i pali dovrebbe andare Peppe Calì, dopo la Coppa invece in cui ha visto il giovanissimo Giovanni San Martino comportarsi anche molto bene. Poi immaginiamo come centrali Chinnici, laterali Fiorentino e Francoli, davanti invece la Fiura. Pensiamo questo quintetto, vediamo se effettivamente l'abbiamo indovinato. Sembra di sì, perché e qui forse non voglio dire record, però che qualche altra volta l'abbiamo indovinato il quintetto, però quest'oggi 5 su 5 indovinati, insomma non è andata molto male. D'altra parte proviamo ad ipotizzare, magari riusciamo anche a indovinare il quintetto iniziale. Sicuramente tra i pali Vito Scarpitta, poi presumiamo anche Lopresti, Piacentino e Angileri, e poi vediamo forse Rota. Sono in campo adesso i ragazzi ospiti, con la 9 c'è Lopresti, quindi questo abbiamo detto Scarpitta tra i pali. C'è anche Angileri. Adesso vediamo contezza degli ultimi due calciatori, quindi Angileri, Lopresti, Scarpitta sicuramente. Poi dovrebbe essere Piacentino lì con il polsino rosso. Sì, dovrebbe essere lui con la 10. E poi però centrale gioca Gabriele Licari, e dunque ne abbiamo indovinati 4 su 5. Non male, 4 su 5, 9 su 10, insomma sicuramente delle proporzioni ottime. Nel frattempo continua il riscaldamento di Rosanero con Sujon anche in campo, al momento 6 per il Rosanero, con Sujon in versione pivot, ma sarà soltanto per questo riscaldamento, perché poi finalmente potrà iniziare il match sul fischio da parte del direttore di gara, ricordiamo Alessia Castello, della sezione di Palermo. C'è qualche minutino forse di ritardo, perché siamo già oltre le 15 e 17, 15, infatti 15 e 17, 2 minuti di ritardo, però credo che per questa partita valga la pena anche attendere qualcosina in più. Dunque dicevamo Lopresti, Piacentino, Licari e Angileri, tra i pali invece Vito Scarpitta. Dall'altra parte abbiamo un altro Vito che è il capitano anche qui
della propria formazione, ossia Vito La Fiura, che è un po' alla ricerca del gol. Non ha segnato contro il Real Sports in Coppa, ma nemmeno contro il Città di Bisacquino. Un gol invece è arrivato contro Doratorio Cosme Damiano, l'ultima giocata infatti tra le mura amiche. Lui che in questo campo ha una statistica molto molto interessante, perché segna praticamente sempre dentro casa. Vito La Fiura davanti al proprio pubblico, al Tocia, dove sa che può trasmettere tutte le sue emozioni al pubblico presente. Un giocatore molto molto importante per il Rosanero. Però c'è anche un'altra bella notizia oggi in campo, perché ritorna Gabriele Gennaro dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare il big match contro il Città di Bisacquino, che però non ha sorriso alla formazione di Mister Gentile, che ha perso, ricordiamo, con il risultato di 4-3. Insomma, queste sono un po' tutte le informazioni. Una partita giocata anche molto bene in realtà dai Rosanero contro le Città di Bisacquino. Tanta sfortuna, poi qualche episodio dubbio bisogna anche dire, e da un risultato sopra di 2 reti, 3-1 di fatti, negli ultimi 10 minuti blackout, che poi infatti hanno permesso alla squadra di casa, in quel caso Città di Bisacquino, con Corsino e compagni, Tamburello, insomma, trascinato proprio dal numero 10 con una bella doppietta, che sono riusciti poi a vincere anche il match e anche lo scontro diretto. Nel frattempo c'è ancora un altro po' da aspettare, perché bisogna aggiustare un attimo le reti, sempre con l'aiuto delle DS Fabio D'Alessandria, che non è il direttore sportivo della squadra, ricordiamo essere Giorgio Buffa, che salutiamo perché sicuramente ci starà seguendo, ma è un appellativo della squadra, insomma, per la sua vicinanza all'interno dello spogliatoio, dell'essere sempre così presente, ma anche preciso e puntuale, insomma. C'era anche Gabriele Cirafici, che adesso invece prontamente viene scortato fuori dal servizio d'ordine. E poi La Fiora sul punto di battuta. Ricordiamo che la sfida inizierà all'istante in cui ci sarà il fischio del direttore di gara. Inizia adesso con il primo pallone toccato dai Rosanero, con Chinnici verso Fiorentino. Franco, nel frattempo ha piovuto anche per qualche istante, poco prima dell'ingresso in campo dei giocatori. Adesso invece ha smesso. Diciamo che siamo anche contenti da questo punto di vista. Fiorentino, lui che è il miglior marcatore al momento della stagione rosanero, con 9 gol, tutti in campionato, nessuno in Coppa. Ha però giocato soltanto una partita delle 2. Bisogna anche ricordare come Fiorentino abbia saltato le prime di campionato. Insomma, un inizio per il 27 veramente tanto tanto positivo. Angileri, Chinnici vuole liberare ancora Fiorentino. Per Fiorentino 7 partite e 9 gol. Dicevamo, un inizio veramente incredibile per l'ex Athletic Club Palermo, che adesso lascia la rimessa a Chinnici. Fiorentino, le finte, vuole il destro, calcia subito in diagonale, la tocca Scarpitta ed è corner dopo un minuto. La prima occasione da gol è rosanero. Andrà Franco, è uno schema per Chinnici, che però conclude molto male. Diciamo che il tiro non è sicuramente la specialità della casa per Chinnici. Angileri dopo il passaggio di Licari, poi Piacentino, palla alzata, forse un po' troppo. C'era comunque La Fiora pronto ad intervenire e quindi rimessa laterale con Franco sul punto di battuta. Chinnici, avanza il 10, si ferma, vede Franco, ritmi adesso un po' bassi, 1-2, funziona come sempre quest'asse. Franco mette dentro, Angileri mette il piede per concedere il calcio d'angolo. Andrà ancora Franco, alza la palla per La Fiora, Scarpitta risponde presente, ma come si era coordinato Capitan La Fiora qui. Sarà ancora calcio d'angolo, e dopo il tiro di Chinnici questo è sicuramente il più pericoloso. È blocco. La Fiora con l'esterno, Fiorentino taglia al centro, buona la sua giocata, allarga, Franco riceve il pallone, può puntare al centro, poi si ferma. Chinnici, non c'è nessuno nella zona
centrale dell'attacco, infatti si procede sull'esterno. Fiorentino salta uno, poi cerca la porta. Murato e sul mancino rete sul destro, fallo da parte di Licari verso la caviglia. Abbiamo sentito anche il virgolettato da parte dell'arbitro Castello. Dunque calcio di punizione, vediamo chi batte, perché Chinnici è sul pallone. Nel frattempo si riscaldano già diversi uomini per la squadra ospite. Per Fiorentina addirittura anche la scarpa levata. Si attende che si alzi, qui Fiorentino lo fa adesso, con Chinnici che gli dice ok, mettiti lì. E va Chinnici. È uno schema per Franco, ma brutto passaggio. Che infatti scusa Chinnici, è un errore non da lui sicuramente. Scarpitta, battuta corta. Lo Presti, palla alle spalle con Fiorentino che intercetta con l'addome. Poi si ferma, va giù, ma tutto regolare Lo Presti. E poi Calè risponde perfettamente in presa bassa. Fiorentino. Adesso anche il Città di Marsala si è fatto vedere in avanti. Fallo di Fiorentino. Tutta rapida, poi cercare sempre Lo Presti. Adesso anche Città di Marsala è presente in campo, perché i primi 3 minuti aveva soltanto giocato dal punto di vista difensivo, si stava difendendo. Adesso invece l'abbiamo vista attaccare in contropiede anche molto bene. Fiorentino si gira perfettamente, Fiorentino va giù, e qui forse anche cartellino giallo, vediamo. Sarà calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Fiorentino stava per calciare in porta, la Fiore nel frattempo si è preso il pallone. Se c'è il giallo, è troppo vicino. È troppo vicino. No, nessun giallo per Piacentino. Pensavamo ci potesse stare in realtà, però. Metti 3 in linea, uno al palo e 3 in linea. Non così, va Capitan Vito La Fiora. Sguardo killer per La Fiora, che da lì vuole sicuramente calciare, perché da lì uno come La Fiora non pensiamo che possa passare il pallone. Vediamo, va La Fiora da sua Scarpitta, poi Franco, e ancora Scarpitta. Prende pure questa, si sta superando il portiere. E ancora corner, dunque l'ennesimo. Fiorentino sbaglia la battuta, Lo Presti intercetta, può ripartire alle spalle qui lo scatto di Licari, anzi di Angileri, con Calì che invece interviene prontamente. Una buona stagione anche dal punto di vista dei gol subiti per Calì. Chinnici va sul sinistro, allarga, Franco spara alle stelle. Fallo sganciare, Vito! Dicevamo per Calì 7 partite, 14 gol subiti, una media di 2 gol a partita, insomma non male però. Tutti subiti tra l'altro in campionato, perché in Coppa ha giocato soltanto una sfida, quella contro il Sports di andata, vinta però, ricordiamo, qui al Tocia con il risultato di 7-0. Una prestazione super di tutta la squadra. La Fiora di Turano invece 3 in quella gara. Fiorentino, La Fiora rientra molto bene quel capitano, poi si appoggia dietro da Lorenzo Chinnici. Franco può avanzare il 14, Chinnici, c'è sempre tanto movimento all'interno dell'angolo del rettangolo di gioco. Chinnici sulla linea aveva salvato, poi Franco non calcia. Ma qui tanta sfortuna per il rosonero, perché palla geniale di Fiorentino. Fiorentino avanza, finta, c'è la sovrapposizione di Chinnici, lo serve adesso sul destro, rientra, non ne crossa subito. Scontro con Piacentino, rimessa laterale. Chinnici, Fiorentino. E blocca, Vito. La Fiora. Chinnici. Poi Franco non va incontro al pallone perché c'era la pressione di Licari, che infatti gli ha dato un po' di fastidio. Lo Presti, palla su Piacentino, sbaglia Chinnici, Piacentino le finte, Chinnici però non abbocca, subito Calì, Fiorentino, e se ci concede uno dei soliti dribbling, lo fa, riesce a passare, poi si mette lì con forza e riconquista anche il possesso. Chinnici. La Fiora, Chinnici, 1-2, perfetto, La Fiora apre verso Fiorentina. È giusto, è brava, giusto.
Poi qualcosa anche verso Fiorentino. C'è di gol. Il centro, Lazio, ok. Chinnici mette il piede, poi Piacentino, palla perfetta per Lopresti, Calì, e non c'è nulla per il direttore di gara, tutto regolare, Fiorentino. Chinnici rischia tanto essere rosanero, poi era anche un dribbling, ma sbaglia, Franco era liberissimo. Piacentino, Lopresti spara la porta, Piacentino ruba tutto, ma non può fare nulla sull'uscita di Calè. Si chiedeva un calcio di rigore per il Città di Marsala, sembrava potesse esserci in realtà, però è stata molto sicura qui il signora Castello, che è intervenuta con decisione, non dando il rigore. Franco vola sull'auto di destra, salta uno, non il secondo, poi Lecare mette in calcio d'angolo. Arbitro un attimo. Provate. Fiore, vai in C'è uno mezzo. schema qui Franco, vediamo chi sale Chinnici, c'è anche Fiorentino, però palla alta per Chinnici, la controlla, poi si appoggia da Fiorentino, finta, va sul mancino, non riesce a passare. È stato un buon inizio quello di Rosanero, poi qualcosa però non ha funzionato. Nel frattempo si è alzato dalla panchina Lopez, forse potrebbe anche fare il suo ingresso. Calì, Chinnici, imbucata la Fiura, poi non è preciso nel passaggio, Calì non la può riprendere. Un po' di confusione adesso per Rosanero, che non stanno attraversando sicuramente un momento felicissimo all'interno della propria partita. Lì Calì prende in pieno la Fiura, che quasi come un portiere si è sostituito. Nel frattempo si riscaldano diversi uomini, tra i quali vediamo Gennaro, ma anche Sujan, Lopresti in mezzo a due, Franco, ottimo. Poi Chinnici, ancora una volta non si capisce però con Franco. Pallone dentro, Piacentino, Licari, imbucata, Angileri, lo porta lontano Franco, poi la Fiura col fisico, li blocca. Fiorentino, lo spazio, forse tenuto, Chinnici da Lopresti, si continua, Fiorentino attacca al centro, Fiorentino! Non trova la porta, poi si chiede un fallo accumulativo, ma non è così. Sali Fiore. Licari, Angileri verso Lopresti, un palla anche difficile un po' da controllare. Mi sta infilando i colli di No, non con lei. Franco, Fiorentino, Chinnici, sbaglia quel passaggio, Lopresti pensa un attimo alla conclusione, poi avanza Lopresti con il sinistro, murata ancora dal 10. E qui Gennaro è pronto a ritornare in campo dopo l'infortunio. Al posto di La Fiura, una staffetta ormai che conosciamo benissimo già dallo scorso anno. Angileri, La Fiura intercetta il pallone, forse anche l'ultima occasione della sua partita momentanea, chiaramente. Poi sicuramente rientrerà in campo il capitano. Pressione alta di Franco, poi incontro, si gira bene, ma Chinnici taglia la strada e Fiorentino la riceve. Al centro Franco in mezzo a due, poi con un piccolo rimpallo riesce a farcela, scambia con La Fiura di ritorno, Licari chiude lo spazio, palla che non ritorna poi tra i giocatori in maglia rosanero. Chinnici, tacco, La Fiura avanza con la punta, Scarpitta la respinge, non perfettamente però efficace, fa
molto bene a provarci qui la Fiura. Anche rimessa dal fondo, con Chinnici che rimane in avanti e dice a Vito la Fiora di guardare la marcatura in difesa. Piacentino in verticale, Franco. Fiorentino avanza, Fiorentino va sul destro e questa volta da dietro lo pizzica Licari, ed è cartellino giallo anche per il 16. Non è Franco! Tranquilli, non abbiamo premura, allora non hai premura. Sarà quindi calcio di punizione, ancora in ghiaccio i cambi con Gennaro, forse anche su John che potrebbe entrare. Sicuramente il 22 aspetta soltanto che il gioco si interrompa per poter fare il suo ingresso. Dall'altra parte invece Città di Marsala che al momento non sta presentando dei possibili cambi, perché ci sono sì dei giocatori che si stanno riscaldando, però nessuno in maniera intensa. Nazza, portatelo al centro questo. Andrà Chinnici a battere, c'è anche Fiorentino vicino a lui, pure Franco, è uno schema. Chinnici per Franco che fa con l'esterno, qui sbaglia perché doveva sicuramente andare con il mancino. Chinnici intercetta, l'aggancia, scarica bene su Franco, sulla posizione, va al centro, poi apre Fiorentino, finta, va sul destro, calcia Scarpetta, risponde perfettamente, poi si riparte in contropiede con Piacentino che punta l'uomo, non salta però Chinnici, un muro qui il 10. Chinnici avanza con la punta, Scarpetta ancora, super, le sta prendendo tutte, è un po' la statistica della peggiore difesa oggi, però non si sta vedendo. E ancora si perde un po' di tempo, non riesce ad entrare Gennaro che è pronto praticamente da 3 minuti. Parti Lore! Poi Chinnici, deviazione palo! Lo Presti, poi si concede anche un piccolo dribbling su Fiorentino, raddoppio con Franco e rimessa però Città di Marsala. Nel frattempo time out chiamato dal tecnico ospite. Una partita intensa con i rosanero che non riescono a sbloccarla nonostante le tante occasioni avute. Un po' di sfortuna, forse anche un po' però di imprecisione, bisogna anche dirla, perché non può essere soltanto la sfortuna, bisogna anche dire la verità. Un po' di imprecisione c'è stata, ad esempio sulla punizione di Chinnici, passaggio per Franco, lì Franco va col destro con l'esterno, lì deve andare col sinistro, tanto per dirne una. Ad esempio anche dei tiri da fuori di La Fiura, di Chinnici, però bisogna anche dire che il portiere ha fatto delle buone risposte. Insomma, sono tante le chiavi di lettura che potremmo dare in questa partita. È una gara sicuramente molto intensa, molto bella, anche divertente. Nel frattempo anche su John è pronto a entrare, ipotizziamo per Gennaro per La Fiura e su John per Franco. Con il Fiorentino si dice vediamo, perché sì, Franco è molto vicino alla panchina, quindi così come La Fiura. E si rientra in campo quindi con i cambi Gennaro e Sujon. Dall'altro lato nessun cambio, si continua quindi con questo quintetto. Questo Gennaro e Sujon per mettere sicuramente con Gennaro un po' di fisico in più, con Sujon quella tecnica. Sicuramente meno velocità rispetto a Franco, però. Poi palla dentro per Licari, perfetto, Chinnici allontana ancora e Chinnici salva il gol, però non si era capito con il proprio portiere. Fiorentino con l'esterno verso Sujon che va subito a dare fastidio, la palla è ancora in campo. Chinnici al centro, Gennaro la tiene lì, scivolata, Fiorentino apre per Gennaro, di ritorno per Sujon, però è doppio giallo e cartellino rosso dopo soltanto 17 minuti per Licari, il vice capitano. Scarpetta va da capitano invece a parlare, però c'è stato forse un colpo a palla lontano verso Fiorentino che si sta toccando il volto. Una a destra e una a sinistra, una a destra e una a sinistra. Vado!
Qui Sujon ne voleva calciare, probabilmente anche a portata avrebbe fatto gol, però se c'è un cartellino rosso il gioco va fermato e di conseguenza Tutti, batti, la decisione sarà corretta. per il tiro. Gennaro, mettiti in porta. Sicuramente un po' sfortunato Licari perché si becca questo doppio giallo per 2 interventi in rapida successione, non cattivi comunque, Giochiamo, si appalla lontana però ok. un po' così, insomma, un po' sfortunato. Lorenzo, entra un poco, Lorenzo. Al posto di Lopresti, dunque Anginelli, Rodano e Piacentino a difendere insieme a Scarpitta. Adesso è un 3 contro 4. Va su Gian. Chinnici. Sbaglia. Cazzo della miseria. Ma perché non mi metto pronto per tirare? Fiorentino. Ma se punta l'uomo, allarga verso Chinnici. C'è sul secondo palo Gennaro. Su Gian, avanza. Apre Chinnici, Scarpitta, poi ancora Chinnici, palla che rimane lì, Gennaro non riesce a calciare in porta, poi salta anche su Gian, Piacentino, Fiorentino invece perfetto nel recupero palla, che giocatore, Fiorentino può avanzare, se calcia, allarga adesso per Chinnici, c'è Fiorentino, vuole gestire la palla mister Gentile, c'è su Gian largo, ma si preferisce appoggiarsi sul mancino di Chinnici, poi Fiorentino apre su Gian, taglia benissimo la porta e fa 1-0, lo sfrutta meravigliosamente qui il Palermo Futsal Club, la superiorità numerica su Gian, fa finta di passare il pallone in mezzo, invece calcia alle spalle di Scarpitta e fa 1-0. Ha fatto benissimo qui la superiorità numerica la squadra rossonero. Nel frattempo c'è un ingresso in attacco perché è entrato da 18 Flavio Accardi che si posiziona lì dove giocava invece Lopresti. Gennaro di prima, bene, verso Fiorentino, palla in verticale, poi Gennaro scontro con Piacentino di fisico ed è rimessa Città di Marsala. Allo sganciare, Lorè pure, Lorè. Ma Piacentino fa un cenno con la testa ad Accardi, Chinnici però gli taglia la strada. Calì verso Sujan, autore del gol. Quest'anno Sujan dal punto di vista realizzativo un po' come lo scorso anno in realtà sta comunque convincendo nonostante le poche partite. Questa infatti è soltanto la quarta partita, ma in 4 partite avete 3 gol e un assist, insomma niente male per Sujan, che è mancato nelle prime di campionato rosanero e anche nelle scorse partite. C'è da questo lato, Chinnici, Accardi pressa ma non troppo, Sujan scambia con Chinnici, 1-2 perfetto, Sujan rientra sul destro, viene fermato per quella punta, passa il pallone ma male, Accardi si riparte veloce, palla in verticale con Chinnici che ferma tutto ancora una volta. Che partita per Lorenzo Chinnici, adesso apparecchia su Fiorentino, si capiscono benissimo i due. Fiorentino si ferma, sterzata, finta, poi taglia verso l'interno, Sujan fa lui al centro, scambia con Chinnici, adesso Gennaro, molto basso il 22. Fiorentino poi Chinnici finta, si appoggia da Fiorentino che vuole girarsi ma sbaglia tutto. Piacentino, palla sul secondo palo e Accardino sbaglia, fa 1-1, pareggio Città di Marsala. Si chiedeva un pallone fuori ma non è stato dato, non è così per il signor Castello, e dunque 1-1. Nel frattempo Nicchia sta per entrare. Chinnici, Gennaro taglia bene, Sujan di ritorno su Fiorentino, finta contro finta ma sbaglia, poi si autolancia ancora Piacentino, palla sul secondo palo, Calì questa volta è attentissimo e apre su Sujan, aggancio delizioso dell'8, Sujan avanza, taglia al centro, Sujan fa tutto solo ma sbaglia, poi step on foot, anche giallo per Sujan, va a chiedere subito scusa ad Accardi però il giallo. Vieni pure tu, dai, rapido, rapido. Fuori Chinnici e Fiorentino, dentro Lopez e Nicchia. Forze fresche con Lopez che si mette subito contro Accardi per probabilmente sfidarlo sul fisico, perché è un giocatore abbastanza strutturato. Chinnici forse potrà avere un po' di difficoltà nel mismatch fisico e dunque adesso Lopez
lo andrà a fermare, secondo mister Gentile. Dal punto di vista fisico, Piacentino su Nicchia, buono il dribbling. Piacentino. Poi l'anticipo di Gennaro, che non ha avuto occasioni per poter segnare. Palla lunga. Scarpitta. Palla lunga. Cardi mette giù molto bene. Lopez lo vuole chiudere, poi anche con l'aiuto di Nicchia che si mette davanti e subisce fallo, però non è stato nemmeno cumulato però su Gennaro, poi la tocca invece per Rodano su Lopez. Da questo lato di tagliare. Adesso inizia anche la pioggia su Nicchia. Gennaro. Lopez. Su Poi Gennaro difende su Rodano. Poi difficoltà nel girarsi il 22. Ora col fisico. Poi apre su Nicchia. Lopez su di prima. Gennaro col tacco molto bene. Lopez a Cardi da dietro e forse qui ci stava però il fallo, ma si continua. Poi Angileri col destro su si immola. Mi spinge da dietro. Mi spinge proprio da dietro. E poi entra in campo anche Tomaselli con la 11. Un gol perché la palla era fuori. Poi Rodano, il suo tiro diventa un assist per il neoentrato. Poi Angileri apre verso Cardi. Calé, perfetto qui in presa bassa. Qui salva il rosanero. Poi Gennaro lavora il pallone, riesce comunque a servirlo su Nicchia dopo un piccolo rimpallo. Lopez. Minuto 25 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sul canale di Sportisili. Su Lopez. Ecco in campo Fiorentino. Dopo una piccola pausa che si è preso, scivola il 27, riesce comunque a saltare a Cardi. Fiorentino si appoggia a Gennaro. Un po' di difficoltà nel creare gioco Girosanero. Gennaro in mezzo a due, non riesce ad andare, poi si scontra e commette anche fallo. Fallo, inutile che fai così, giusto? Eccesso di foga qui per Gennaro. Angileri si è fermato, vuole un taglio di compagni, attiene soltanto a Cardi che passa il pallone verso Tomaselli. Non si sono capiti però i due. Lopez. Fiorentino. Taglia al centro, male però. Fuori a Cardi, dentro lo presti. Per Cardi un gol. La prossima time out. Poi ci sarà anche un time out chiamato da mister Gentile, sicuramente da qualche istante. Appena il pallone sarà chiaramente rosanero. Fiorentino allo spazio, prova il dribbling, poi lo ferma Angileri, un 2 contro 1, fronteggia, lo presti, il palo, se l'è divorato questa volta il numero 9 e adesso tiro libero, time out, chiedo scusa. Questo piccolo momento di pausa, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, però ci sono 2 time out e dunque ipotizziamo 2 minuti in più da giocare, quindi potenzialmente 5, però prendendo il caso che la partita di comincia molto 28, sarebbero chiaramente 4 i minuti mancanti. Vediamo come andrà questi ultimi 4 di gioco con il Città di Marsala che ha attaccato sicuramente meno rispetto ai rosanero, nonostante decisamente meno. È stata la squadra che forse è stata più vicina al gol, perché il palo è arrivato con questa occasione praticamente tu per tu. Lo presti in controcalcio in precedenza allo stesso minuto e Rosanero poi entra in campo anche Antonio Pisani, così come Franco
fuori Nicchia e Gennaro, non è entusiasmante la gara di Gennaro, però tornava da anche un infortunio, ci può anche stare. Sta rimessa dal fondo con Calì, dunque Fiorentino e Franco larghi, Lopez centrale e Pisani lì davanti. Questo il quintetto del tecnico Fiorentino. Passaggio sbagliato per Pisani. Fino al centro, va bene. Occhio se gli dà di raddoppiare, Nazza. Ancora palla, forse in movimento. Lo Presti lotta con Lopez. Bello largo, Nazza, bello largo. La battuta di Falco era un po' al limite perché sembrava in movimento, però. Ce l'hai qua? Franco di prima per Lopez, grande palla, la tocca, la sporca Lo Presti ed è rimessa laterale per il rossonero, ma comunque zona offensiva. Lopez fa cenno ai compagni di battere lui. Fiorentino, non ci esce Falco, sa bene che lo deve fronteggiare. Franco vuole affrontare un dribbling, ci ripensa Fiorentino. Lopez, taglio di quest'ultimo e Fiorentino procede, va sul destro, può calciare. Fiorentino non prende la porta, ma se l'era costruita anche molto bene. Minuto 29 di gioco, risultato di 1-1. Falco sbaglia, Franco, ancora Falco, molto bene qui a contrastare, poi Fiorentino, un'altra giocata non perfetta, poi Lo Presti, Lopez, Pisani, palla in cosa sulla sola, allarga il gioco da Franco, poi taglia lui il campo, va sul fondo, 1-2, geniale, Franco! E non trova la porta, ma che palla di Pisani qui. Palla lunga, Fiorentino intercetta, Falco era lì pronto a intervenire, poi Pisani salta, ma Pisani può calciare e poi Lo Presti in anticipo, però è entrato molto bene qui il 12. Oggi sembra quasi esserci tanta difficoltà nel creare gioco. Lopez, Franco, sbaglia il passaggio, poi torna dietro da Fiorentino, alla meglio sul tempo, Fiorentino si allarga sul destro, può calciare, forse no, poi mettente dentro per Pisani, la svirgola, non la impatta bene. Pisa, falla sganciare basso, Pisa, fallo sganciare. Scarpitta, lungo per Falco, Lopez di testa, quasi da calcio a 11, bisogna tenere pure in campo. Franco va sul destro, scivolata, poi tocca con la punta, Fiorentino, forse secondo palo, mette dentro, chiude Lo Presti ed è calcio d'angolo, c'è ancora tempo per attaccare. C'è la 2. Da Fiorentino, Lopez, ancora Fiorentino, finta, va sul destro, velenoso ma non troppo perché non Pisa, trova la porta. al dischetto, Pisano, al dischetto. Attacchiamoci, vai! Angileri non va a pressare Franco, ci pensa Pisani, palla di ritorno, ottima, ma il pallone è finito fuori. Però prima fagliela sganciare. Lopez, Fiorentino, taglio di Pisani, aggancio non è perfetto, poi Falco, buona giocata da parte del giovane numero 7, poi tacco verso Rodano, Fiorentino si mette lì, Franco rischia tanto, poi si concede anche un dribbling rischioso, manca pochissimo alla fine del primo tempo. Fiorentino, Franco, taglio centrale sbagliato però, e poi palla ancora 100 per Falco, se la porta lì e calcia con la punta male, ma adesso forse un po' più di occasioni pericolose sono del Città di Marsala, ma nel frattempo finisce anche il primo tempo, episodio di 1-1. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo!
Parto subito con la domanda un po' piccantina. Maggiore il rammarico per non averla chiusa o per aver preso gol su una ripartenza che poteva forse essere gestita meglio dai tuoi? Sicuramente doveva essere gestita meglio, però magari dopo il cambio abbiamo perso un po' dei riferimenti e quindi si è ritrovato solo, però era una partita da chiudere prima. Potevamo sbloccarla anche prima perché pronti via prendiamo un palo con Santi, abbiamo creato qualche occasione e loro una buona squadra che ha un buon polleggio, hanno creato anche loro e alla fine penso che il pareggio è giusto. Tra l'altro oggi per la prima volta abbiamo visto il tridente al gran completo al primo minuto. Che impressioni ha avuto anche in base al minutaggio che avevano ciascuno di loro? Santi rientrava, quindi era già deciso tra virgolette il minutaggio, però voglio menzionare la grande prova del capitano che è rientrato dopo un lungo stop, non era per niente al 100% e quindi lo spirito che voglio è questo, di giocatori che devono combattere prima di tutto quello che non abbiamo avuto tutti, e si è visto perché abbiamo subito delle azioni dove non ho visto voglia, quindi questa è la cosa che mi lascia più rammarico. Noi siamo una squadra che se non andiamo a 1000 diventiamo vulnerabili, quindi in settimana possiamo lavorare poco perché mercoledì abbiamo il recupero e quindi adesso da domani ci proiettiamo alla partita di mercoledì del recupero col Marinello. Riccardo Benante, pareggio acciuffato nel finale ma che comunque premia gli sforzi di una squadra che anche quando è andata sotto non ha mollato e ha continuato a giocare. Sì, come hai detto bene, non abbiamo mollato niente, anche oggi mi hanno fatto divertire perché non posso dire diversamente. Primo tempo di grandissima qualità, quindi siamo andati sotto purtroppo su un'ingenuità, ecco, contro queste squadre importanti quando sbagli ti fanno male. Però siamo stati bravi comunque a continuare a giocare, a crederci, dobbiamo chiudere nel primo tempo perché non puoi avere 4 palle gol davanti al portiere e sbagliare tanto. Quindi purtroppo sono cose che succedono, però va benissimo aver messo la firma prima della partita col sangue per un pareggio qui, squadra importante, quindi sono contento. Ecco, prosegue la corsa di una squadra che, al netto di quello che si diceva all'inizio della stagione, comunque è al netto del divertimento che stai vedendo, ma che vedono quelli che vedono giocare la tua squadra, una squadra che comunque concretizza al di là di quello che è il tanto gioco creato. Ma io ti dico una cosa, io con loro ho un patto dal primo giorno di ritiro. I ragazzi sanno da subito che non hanno mai avuto una grossa stima da parte della gente. C'erano giocatori che non venivano, a parte Nico, a luglio perché io nelle bande non ci vengo. E quindi i ragazzi lo sappiamo perché hanno sempre saputo questa situazione, ne abbiamo sempre parlato, ho chiesto loro di tirare fuori l'orgoglio, perché per me è una squadra forte, una squadra che ha qualità, è una squadra che può fare grandi cose, ma se si rimane con un'umiltà, che è quella che state vedendo per ora in campo, e con la voglia di dimostrare qualcosa di bello. Ecco, per chiudere, riprendo uno stralcio della tua intervista post Castellammare di Coppa. Hai detto: ho tanti giovani, non so cosa aspettarmi, posso aspettarmi una partita ricca di errori, come è stato per esempio in quel caso, però una sensazione che si vede è che la squadra sbagli veramente poco rispetto all'inizio. Il merito da che parte sta? Il merito sta da parte loro, perché fare quello che vogliono non è facile, non è assolutamente facile. Cioè, io voglio il facile, ma giocare facile tante volte è difficile. E quindi cercare di giocarla sempre quando sei sotto pressione. Il 90% di loro non ci è abituato, perché tanti di noi è una cosa che non vogliono, perché il risultato è alla base di tutti quanti. A me il risultato non mi interessa niente, io devo andare in campo e mi devo divertire. Quindi posso vincere, posso perdere, posso pareggiare, ma a me è la qualità quello che mi interessa, la qualità di un primo controllo, la qualità di un passaggio, di una corsa. E quello è il bello del calcio, anche perché avendo una squadra giovane, se io faccio fare loro questo è possibile che loro possano avere un futuro un domani. Se io gli dico di buttare la palla lunga perché mi interessa vincere il campionato, perché io spero di andare ad allenare l'Inter, a me non interessa. Abbiamo concesso parte del primo tempo agli avversari, a cui bisogna dare merito. Noi sì, abbiamo preso gol su un errore individuale, però non mi piace parlare di errori individuali in un contesto collettivo. In quel caso potevamo aiutare Mané meglio a uscire la palla da dietro e non prendere un gol evitabilissimo. E poi nel secondo tempo di fatto abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a trasformare in rete, e quindi esce fuori questo 1-0 e bisogna fare i complimenti agli avversari. Uno dei meriti del Castellammare è che dispone di un blocco basso ben organizzato, difficile da scardinare, quindi ho cercato di dare fiducia che avrebbero trovato quelle occasioni da gol.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Palermo Futsal Club e Città di Marsala. 1-1 il risultato, partita molto bella con tante occasioni e si è chiusa con l'ultima occasione di stampo ospiti bianco-blu, dunque dalle parti di Peppe Cali. Nel frattempo noi siamo ritornati qui e vediamo i quintetti in campo: Franco, Pisani, Fiorentino, Chinnici e Cali per il rossonero, Piacentino, Lopresti, Angileri, Rodano e Scarpitta invece per la squadra ospite. Dunque il primo possesso, ricordiamo, sarà per il Città di Marsala, dato che nel primo tempo la formazione a battere è stata quella del Palermo Futsal Club. Si attende l'ok da parte del direttore di gara Castello per ritornare in campo. Ricordiamo un fischietto molto importante per questa partita, avendo molta esperienza in categorie superiori tra Serie B e C1. Presti sul punto di battuta, inizia anche il secondo tempo con palla su Rodano. Piacentino, Franco, buona la pressione su Angileri. Franco ha intentato arrivare, calcia con l'esterno. Scarpitta, bravissimo nell'uscita. Inizia il forcing rosanero, che vorranno sicuramente ritornare in gol. Oggi tanta difficoltà. Fiorentino, finta contro finta, salta l'uomo. Fiorentino, secondo palo. Franco fa 2-1 e poi indica qualcuno dalla panchina. LDS Fabio D'Alessandria, ma anche Lollo Lopez e Mister Gentile. 2-1, grande palla di Fiorentino. È partito benissimo il passaggio dentro di Fiorentino, che ha saltato l'uomo, ha saltato Angileri. Se non abbiamo visto Masino era Piacentino. Chinnici, finta, va sul mancino, palla dentro Pisani di prima per Franco, ancora una volta si trova lì, la mette dietro verso Fiorentino, lucidità, sceglie il destro, poi Pisani, palla imbucata, Franco la difende molto bene, Franco in mezzo a due, passa ancora Franco, mette dentro Scarpitta, poi Fiorentino con rabbia, con la punta, come vuole, 3-1. E poi si è fermato Fiorentino. Ci è andato con tutta la potenza qui Fiorentino. È entrata anche tutto ok, Chinnici vuole, ci ha dato più informazioni di tutti. Era entrata anche Ambra Rizzo, che è lo staff medico rosanero. Tutto ok, Fiorentino esulta con Franco. È un po' dolorante però. Angileri, Pisani lotta, recupera il pallone, sembra un altro Palermo adesso. Pisani allontana Rodano, si continua, poi sulla linea di fondo raddoppio, ma credo che Mister Gentile abbia toccato le corde giuste all'intervallo, perché i rossonero sono entrati con una rabbia agonistica decisamente opposta a quella che abbiamo visto nel primo tempo, perché di fatti sono arrivati anche 2 gol. Angileri, Rodano, Piacentino avanza alle 10 con piccoli passi. Angileri, pressione di Fiorentino che adesso si è decisamente ripreso, tutto ok fortunatamente, poi Lopresti va giù, scontro con Chinnici, non c'è nulla. Fiorentino, Chinnici di prima, passaggio sbagliato, poi Angileri va sul destro, raddoppio, Pisani ancora una volta utilissima in fase difensiva. Franco si riparte in 3 contro 1, Franco apparecchia, Pisani! È tornato il gol! Antonio Pisani risulta con il suo pubblico, fa 4-1 e si è sbloccato dopo un periodo molto complicato. Antonio Pisani fa poker e adesso torna anche a sorridere. Adesso tutto quello che non era riuscito nei primi 30 minuti
sta riuscendo adesso. 34esimo, 4-1. Ricordiamo, risultato era di 1-1 però. Fiorentino ancora a 1000 su tutti i palloni. Rodano sbaglia perché Pisani è lì a pressare. Fiorentino verso Chinnici. Chinnici. Franco. Chinnici lascia scorrere il problema, sbaglia, lo presti, poi Piacentino, scontro con Pisani, tutto ok. Rodano per Piacentino, gioca bene il Città di Marsala adesso, può rientrare il 5, Chinnici gliela sporca, ma la palla è ancora in possesso delle 5 bianco-blu. Falco rientrato in campo adesso. Al posto di Angileri che non era partito bene, poi Pisani, dopo il pallone, Pisani se l'è divorato però. Ha avuto l'occasione per la doppietta personale, non ci è riuscito, va a quota 5. Poi Fiorentino, scontro con Piacentino molto duro, ma anche sul pallone. È giallo per Piacentino. Stai arbitrando a stento unico! Signore, a stento unico stai arbitrando! A stento unico! Del rimessa laterale con Piacentino. Chinnici anticipa nettamente, lo presti. Poi Fiorentino lo aiuta Chinnici. Franco. Idea sbagliata da parte di Franco che prova a recuperare il pallone ma non riesce. Fiorentino mette tutti d'accordo, c'è il taglio delle 14. Fiorentino avanza, passo felpato, salta l'uomo, Fiorentino ruleta, qui regala però il possesso, poi cerca di riconquistarlo ma sbaglia, lo presti, Falco guarda la porta, calcia, Cali respinge, poi Chinnici la tiene anche lì, Fiorentino di prima, poi lo presti, Falco schezza un po' il Palermo, adesso va davanti con Rodano che si divora diversi tempi di gioco, lo presti da fuori, deviazione, 4-2. Minuto 36, recupera un gol il Città di Marsala che non muore mai, qui lo presti, è stato molto bravo a trafiggere Calì, c'è stata forse anche una deviazione, non abbiamo capito se di un giocatore rossellino o di un giocatore bianco-blu, lo vedremo meglio poi probabilmente nel post partita. C'è tutto, dai! Franco, è rischioso, Chinnici col destro, Franco la mette giù, pressione alta di Falco, poi c'è fallo di Franco però. Si riscalda Vito Lafioro, anche Alisu John, potrebbero essere due mosse di Mister Gentile, vediamo invece se ci sarà spazio per Andrea Di Chiara, per lui anche un piccolo derby avendo giocato qui alle Marsala, ma calcia 11. Pisani intercetta il pallone, Fiorentino, Pisani prova a dare pallone di ritorno ma non riesce, poi se la va lì a riprendere. Rodano, Falco tiene lì il piccolo numero 7, Rodano si avvicina a Piacentino, la alza bene per Falco, la controlla Franco un po' con una piccola trattenuta, un po' rischiato in realtà. Infatti Scarpitta dice la maglia ed effettivamente qua aveva anche ragione perché ci stava forse il fallo. Chinnici dopo un buon dribbling apre su Fiorentino, c'è lungolinea Pisani, esa sceglie il centro, lo sceglie Fiorentino, Scarpitta ancora, che parata. Calì, Chinnici, nel frattempo chiama anche il time out la squadra ospite. Però chiaramente alla prossima interruzione con il pallone chiaramente bianco-blu, Franco il velo doppio anche di Chinnici, Pisani sbaglia il passaggio, poi Piacentino, Franco non si fa saltare, la tiene pure in campo, va sul centro, Franco in mezzo a due scivola, poi rimane in piedi Franco ancora, non riesce ad andare, poi il contrasto, è indemoniato qui Nazareno Franco, poi si lavora ancora. Qui Piacentino è anche già ammonito. Pisani anche non è ammonito ma Piacentino sì, qui rischia tanto il 10.
dice a tutti di allontanarsi. Ma basta venire da dietro! Dice alla prossima fuori. Fuori Pisani, tanto dentro Sujon, fuori Fiorentino e dentro anche la Fiura per Pisani, ma forse la prossima interruzione. Sembra che hai paura! Oh. Rodano. Lo Presti, Sujon va subito a infastidirlo, Lo Presti si allarga, calcia sul secondo palo, chi dice ferma tutto, c'è dove si rifiuta anche molto bene, Pisani chiude il pallone con l'esterno, il David su Falco, Pisani! Calcia fuori, ma aveva calciato anche bene, c'era Franco però che chiedeva questo pallone. De gioco fermo per time out, 4 del risultato e un secondo tempo sicuramente molto più divertente rispetto alla prima frazione, che non è stata male, però chiaramente il secondo tempo abbiamo visto di più. Nel frattempo fuori Pisani, dentro la Fiora, questo sarà il cambio con il 12 che si è divorato un gol, però ha anche calciato bene in realtà. Diciamo anche per il tecnico del Marsala nel frattempo, per proteste. Nel frattempo continuano le proteste anche ancora da parte del tecnico ospite. 40 minuti a senso unico. Vediamo. Diceva che altro cambio? No, soltanto Pisani per la Fiura. Poi Chinnici, Franco, Sujon e Calì. Calì che chiede il tempo. Noi lo aiutiamo, gli diciamo a Calì minuto 40, però non credo ci possa sentire. E si torna dunque sul rettangolo di gioco con Falco. Lo Presti, buono qui l'aggancio, poi tacco per Falco, grande giocata, calcio verso la porta. Calì mette la mano lì dove deve metterla e salva tutto. Falco alza il pallone, forse un po' troppo esterna questa palla per il Piacentino. Palla che passa, Lo Presti, tacco, Falco! Franco poi con il braccio si è aiutato qui Franco ed è calcio di punizione al limite della di rigore. Poi prova a battere subito, però non c'era un cartellino giallo, quindi in realtà nel frattempo Pisani ce l'ha con qualcuno. Credo che ci sia qualche problema su Piacentino, perché viene indicato dalla panchina serena come qualche fallo non dato, però adesso mister Gentile a mettere la buona, a dire ok ragazzi adesso basta, però anche la dirigenza del Marsala a dire ragazzi adesso basta, però va Piacentino, Calì perfetto nella sua uscita, Lo Presti va sul testo, Grigi lo spinge un po' ma si continua, Franco in mezzo a due, danza sempre sul pallone, che partita di Franco che è sempre tra i più positivi. La Fiura per Sujon, vuole girarsi, poi Sujon la lascia lì a Chinnici, dentro in campo anche Angileri per Piacentino. Sujon mette dentro, sbaglia il passaggio, poi la riconquista. Sujon vuole il dribbling su Falco, ma non riesce. Una buona partita però del giovane numero 7, è entrato benissimo. Franco vuole il dribbling, sceglie il destro, lo fa, prende in pieno Rodano. Poi la Fiura, Angileri vuole il sombrero, non c'è nulla e si continua. Franco, Chinnici può aprire, si concede un dribbling, Chinnici per Franco. Non la tocca, ma era un'idea giusta quella di Lorenzo Chinnici. C'è però stata anche una deviazione e dunque calcio d'angolo. Andrà Sujon a battere. Chinnici. La Fiura. Ancora Chinnici, c'è largo Sujon. Va al centro da Franco, la tiene sempre lì il 14, che è partita incredibile. Sujon. Chinnici, la Fiura.
Poi Franco 1-2 con la Fiura. La tiene pure in campo Franco con velocità, ma Rodano non si fa. Poi scontro con la Fiura, è molto dolorante Rodano. Ancora a terra Rodano qui, molto dolorante. Si è rialzato però, tutto ok. Falco si dimentica il pallone, però riesce comunque a passarlo. Lo Presti lo difende sempre molto bene. Su Gianni raddoppio, buono qui con la Fiura. Su John, la mette dentro per la Fiura, Scarpitta! Perfetto nella sua uscita, ma però forse un piccolo errore da parte del capitano. Chinnici, Franco, c'è il taglio di la Fiora dentro l'area di rigore. Franco non lo serve, la tiene lui lì, poi raddoppiato, perde il pallone qui, che forse in maniera un po' ingenua su John. Angeli davanti, poi Franco, Angileri alla meglio, lo Presti, apre per Falco, non ci arriva perché Calè è in vantaggio. Chinnici, la Fiura, buona idea di la Fiura, Scarpitta va giù, la blocca. E per la prossima, beh! Angileri, lo Presti, scivolata di Chinnici, raddoppio anche di la Fiura, la tiene lì e poi regalata a Chinnici. La Fiura in mezzo a due, fermato con decisioni in maniera regolarissima. Angileri, Rodano, ancora Angileri per Falco. Franco fa valere l'esperienza. Fallo cumulativo, quello precedente. Ecco in campo anche D'accardi. C'è un punto nuovo in questo match, ovvero adesso vediamo conferma di chi si tratti. Dovrebbe essere Guastella. La Fiora. Franco. C'è subito il dribbling. Riesce, poi fallo. Chiede scusa però. Andrà su John a battere. Minuto 47 di gioco. Chinnici si sposta dal primo al secondo palo come indicazione di mister Gentile. Su John, Franco è anche l'ultimo uomo, non può rischiare un dribbling. D'accardi lo pressa. Chinnici, buono il dribbling. La Fiura, Franco 1-2. Testa di Accardi. La Fiora va subito a pressare, vuole il fisico e lavora bene qui la Fiora con la punta. C'è anche una deviazione, calcio d'angolo. Dopo un primo tempo abbastanza interessato, il secondo tempo partito a 1000, adesso invece i ritmi si sono un po' abbassati, dobbiamo dire. Su John per Chinnici, calcia malissimo però. Rodano, Angileri, mette un po' di difficoltà il compagno, poi con il tunnel riesce comunque a passare anche su John, va avanti, poi calcio con la punta. Ci ha provato, ha fatto bene però il giovane. Su John, Chinnici inserito da Accardi nel frattempo. Su John ancora la Fiura, Chinnici di ritorno. Accardi, sempre bravo a pressare, avanza Accardi, è un treno, è veloce Accardi, poi la stava appoggiando al compagno ma non ci è riuscito perché lui si era mosso, forse doveva lasciare lì il pallone, non doveva neppure passarlo.
su Jean. Nel frattempo dentro nicchia per Franco. Su Jean da palla di ritorno, ma sbagliata. Angileri su Jean, raddoppio di La Fiura. Sempre lavorano molto bene in sinergia su Jean e La Fiura, perché La Fiura va a pressare, su Jean invece raddoppia e molto spesso riescono anche ad avere la meglio nei 2 contro 1. Accardi molto bene, Chinnici la tocca, poi La Fiura, palla nascosta, bene qui Accardi che in mezzo riesce a passare, poi dribbling, rientra dentro su Jean. Rodano, Chinnici lì pronto, poi Rodano per Accardi, quasi dal nulla sul secondo palo, sbuca al minuto 50 e fa 4-3, partita aperta più che mai. Nel frattempo fuori La Fiora, dentro Gennaro, dentro anche Fiorentino per Sujon, quindi Chinnici, Fiorentino, Nicchia e Gennaro. Queste le scelte di mister Gentile per gli ultimi 10 di gioco. 4-3 risultato. Fiorentino il dribbling, salta l'uomo subito, Fiorentino, apparecchia Nicchia! Nicchia ancora! 5-3, durato pochissimo questo gol del Città di Marsala, ma che giocata ancora, guarda caso, ormai lo diciamo sempre, Emanuele Fiorentino. Funziona subito il cambio di mister Gentile, Nicchia, Gennaro, Fiorentino. Accardi dietro per Angileri, Rodano. Ancora Angileri, va al centro, Accardi, a terra, calcio di punizione, è giusto. È giusto. Calcio di punizione. Adesso c'è spazio per Di Chiara, che è l'unico a non essere entrato, a parte chiaramente San Martino, che però è il secondo portiere, quindi diciamo ci può stare. Scarpitta ha fatto una partita sublime, però tutti calciano sempre molto basso. Nicchia invece ha deciso di sfidarlo calciando in alto e di fatto il gol è arrivato. Forse l'avrà studiato, chissà. Accardi rientra molto bene, apparecchia per Rodano che calcia, Gennaro intercetta, poi Angileri, palla di ritorno, Chinnici fa un buonissimo lavoro come sempre, in pressione, sotto pressione, ma riesce comunque ad uscirne a testa altissima Lorenzo Chinnici. Fiorentino va a lungo per Gennaro, buon lavoro da pivot del 22 che come sempre lotta con il fisico suo, la Gennaro non gliela si può mai levare, poi con la punta si appoggia Fiorentino. Chinnici va sul sinistro, cerca l'imbucata ma sbaglia, ancora Lorenzo Chinnici, vuole un passaggio facile e ottiene infatti Fiorentino. Destro-sinistro, veramente velocissimo Fiorentino qui. Nicchia, lungo linea, Gennaro la tiene, poi sceglie un dribbling da solo, Gennaro ha fatto solo, Gennaro fermato da Rodano sul più bello, stava per arrivare a calciare il 22. Accardi si appoggia, Nicchia intercetta, buon lavoro, Nicchia guarda la porta, Nicchia apparecchia, Gennaro Scarpitta, super, ma che palla di Nicchia questa volta. Fiorentino, Gennaro finta e Accardi ancora, è perfetto, grande partita del 18, maglia bianco-blu, 2 gol, ma una prestazione sontuosa sia in difesa che in attacco, molto molto bene qui. Chinnici vuole il mancino, Gireri non glielo concede, forse lo conosce, lo sa. Fiorentino scivola, Chinnici lo aiuta un po', poi alza la palla, era difficile questa per Nicchia, che seppur sia molto giovane e veloce, ma un po' difficile. Ecco in campo Piacentino nel frattempo questi ultimi 6,5 di gioco. Chinnici, c'è Nicchia che taglia, fa finta, poi Chinnici sbaglia il tocco, Piacentino con Accardi, lascia lì al 18 che alza la sfera verso Piacentino, la controlla, salta Nicchia, poi Fiorentino ancora puntuale, fallo di Accardi, chiede comunque subito scusa, anche giallo per il 18.
Infatti dice ok. Dentro Lopez per Chinnici per mettere in ghiaccio la partita. Fuori a Cardi, probabilmente il migliore dei suoi. Dentro Lopresti. Bravo, tutto si esce, Gioco fermo quando mancano 6 minuti. Adesso arriverà qualche altro cambio, forse Pisani. Lopez, palla lunga, Gennaro pure a controllarla, Rodano lavora bene, Fiorentino con il sinistro, Scarpitta ancora, bravissimo a rispondere, una grande partita, diciamo se Accardi è stato forse il migliore dei suoi, Scarpitta è forse il secondo però, molto bene, Gennaro alza verso Nicchia, la controlla in maniera elegante, poi sceglie la soluzione più semplice, quella più comoda verso Fiorentino, finta, va sul destro, può calciare, Fiorentino! Prende Rodano però sulla schiena. Vuole la doppietta ma non riesce Emanuele Fiorentino. È comunque una partita eccezionale. Ragazzi, c'è il tempo. Fiorentino sbaglia tutto, poi Lopresti con il petto se la porta verso Angileri, lo insegue Gennaro, Gennaro col fisico. Li lascia subito a Lopez, c'è largo Nicchia, accorcia la squadra ospite, Fiorentino con la sua tecnica finta con Angileri, poi si gira, dribbling forse di troppo ma riesce comunque a tenerla lì, Lopez, Nicchia, palla imbucata centrale, tacco di Fiorentino giusto per Nicchia che va anche giù, non c'è nulla però, si continua, Piacentino è veloce, salta pure Fiorentino sulla velocità, Piacentino palla sul secondo, palla Lopez, la tiene lì e con la punta fa 5-4. E ci crede Città di Marsala, non può fare altrimenti quando mancano 4 minuti. Adesso c'è un po' di paura anche per il rosanero, addirittura sopra di 3 reti a un certo punto della partita su 4-1, qualche disattenzione di troppo. Fiorentino, Lopez, Fiorentino, Gennaro spalla la porta con il Suolla, c'è una magliettina che si tira però si allunga. Angileri, Presti, Lopez qui molto bravo a non farsi beffare dal movimento di corpo. Gennaro vuole il dribbling su Rodano, poi Rodano va giù e giallo per Capitan Scarpitta. Nel frattempo Gennaro non sembrava aver commesso fallo da qui. Di rimessa laterale rosanero però, che infatti poi restituiranno il pallone. Più bassi, più bassi, Fiore. Poi Gennaro mettendo in rimessa dal fondo. Angileri, Piacentino, palla lunga direttamente tra le braccia di Calì. Fiorentino, mancano 2 minuti. Mister Gentile ha chiamato anche un time out. Nicchia, Fiorentino, accorcia Nicchia, dribbling di troppo, poi si scontrano Nicchia e Fiorentino, poi tacco troppo preciso di Angileri, ruba Piacentino, poi Fiorentino stende ed è giallo per Emanuele Fiorentino. È giallo per Fiorentino, qua ha rischiato tantissimo. Piacentino infatti non dice nulla al suo direttore avversario, dice cosa dovevi fare da lì. Quinto fallo, dunque dal prossimo sarà tiro libero per il Città di Marsala.
manca un minuto. Non manca molto. Bisognava non guardare la classifica, l'avevamo effettivamente detto, che Città di Marsala è una squadra molto tosta. Angileri schema per Lopresti, il palo! Aveva beffato tutti qui. Questo solo un pizzico di sfortuna per il Città di Marsala. Fiorentino da terra, si metteva a giocare Lopresti, poi Lopez, cercano di metterla lontano, Piacentino, non bisogna fare fallo, però ricordiamo perché il prossimo sarà tiro libero. Poi Angileri, una giocata quasi da calcio a 11, nel frattempo time out. Quando siamo arrivati al minuto 60 di gioco, risultato di 5-4, siamo già nell'extra time. Poi Cali molto arrabbiato con i compagni, forse per qualcosa in barriera, perché abbiamo sentito dire ma no che in barriera, poi non ho capito. Dopo c'è anche un po' di nervosismo sulla panchina rosanero, perché è un risultato che stava per arrivare ma che adesso si è messo sempre più in discussione. Sì, un po' di nicchia, ma poi con il sottile, insomma non è andata benissimo da questo punto di vista. Nel frattempo il signor capitano tutta la sera sta parlando con la signora Castello. Vediamo quanto manca. Dovrebbero essere 2. Anzi, la Fiora dice manca 1 minuto e mezzo. Dunque prendiamo per buono ciò che dice la Fiora e dunque ci fidiamo. 1 minuto e mezzo, dunque si giocherà fino al minuto 62 e 30. Nel frattempo cambio con dentro Chinnici per Lopez. Gennaro la tiene lì, palla buona per Fiorentino e va fuori, l'aveva anche calciata bene qui con la punta, non la chiudono i rosaneri. Angileri si gioca con il quinto uomo di movimento in questi ultimi istanti, poi il passaggio e lo hanno sbagliato clamorosamente. Lo hanno sbagliato clamorosamente qui. Chinnici per Fiorentino, la tiene lì, fallo, ma si continua. Gennaro la tiene lontana, un po' sulla bandierina, Gennaro sa tutti, Gennaro per Franco, si intestardisce qui il 22 però che poteva darle ai compagni, poi la dà però a Piacentino e sbaglia. Doppio passo, se l'allunga Piacentino, palla fuori. Mancano 30 secondi, bisogna tenerla lontano qui e metterla in ghiaccio con Cali. Palla lunga, Gennaro di testa, sponda quasi da calcio a 11. Mancano 15 secondi intanto. Manca veramente pochissimo. Viene fattore il quinto di movimento per l'ultima azione probabilmente della partita. Piacentino, Accardi, Lopresti, si difendono i rosanero, Lopresti, Angileri, cerca uno spiraglio ma siamo già oltre al minuto e 30 dato e infatti va bene così perché finisce qui la partita 5-4, una sofferenza gigantesca per il Palermo Futsal Club che però esce dal campo del Toccia con i 3 punti. Una partita forse non brillantissima dal punto di vista del gioco, o meglio, in quei 5-6 minuti sicuramente c'è stato un grande Palermo Futsal Club nel secondo tempo, chiaramente poi però anche un ottimo Città di Marsala che in realtà ha fatto una partita spettacolare e che ha dato filo da torcere fino all'ultimissima azione proprio ai rosanero. Noi come sempre vi ringraziamo però per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio, alla prossima.